Sono qui anch'io perché credo fermamente che sia incompatibile con l'ambiente storico-culturale veneziano di questa importantissima città la presenza di questi colossi, la presenza di queste navi a diversi piani davanti a San Marco. Quindi dobbiamo porre un freno, dobbiamo trovare delle alternative. I veneziani hanno diritto di vivere non intossicati dai fumi delle grandi navi e la città di Venezia ha il diritto di essere salvaguardata. Abbiamo già avuto degli importanti incidenti in Italia, abbiamo già avuto una lezione importante. No alle grandi navi davanti a Venezia, no alle grandi navi a pochi metri da piazza San Marco. Venga subito fatta un'ordinanza di blocco di questo incredibile traffico, vengano subito risolti questi problemi, venga subito tutelata la salute dei cittadini di Venezia. Questa è piazza San Marco. Palazzo Ducale è qui a pochi metri alle mie spalle, è un gioiello di città e sono qui in questi 3 giorni, il 7, l'8 e il 9 giugno, per testimoniare la battaglia dei veneziani, la battaglia del comitato contro il fenomeno delle grandi navi. Sono questi palazzi alti 4, 5, 6 piani che arrivano fino a pochi metri da questa piazza, da questi monumenti storici, qui dietro alle mie spalle. È incredibile, dopo l'incidente che è successo, che queste enormi grandi navi arrivano fino a qui, a pochi metri da piazza San Marco. Dobbiamo assolutamente prendere dei provvedimenti, il sindaco e tutte le autorità devono intervenire. La Commissione europea ha risposto alla mia interrogazione affermando che è compito delle autorità locali, delle autorità nazionali, prendere provvedimenti relativi alla restrizione del traffico delle grandi navi in una città come Venezia. Quindi la palla è in mano alle autorità locali e dobbiamo fare una scelta di civiltà: fuori le grandi navi da Venezia. Abbiamo già visto che cosa significa portare queste importanti navi vicino ad aree sensibili, abbiamo avuto l'esperienza della Concordia, dobbiamo assolutamente evitare ogni possibile rischio per questa città meravigliosa. Dobbiamo tutelare la salute dei cittadini, dei veneziani. Queste navi inquinano moltissimo e parlo di inquinamento dell'aria dovuto appunto ai gas di combustione dei motori. E quindi sono qui a testimoniare questa battaglia dei cittadini del comitato No Grandi Navi, perché bisogna dire basta a questo rischio, a questo pericolo per questa città e per tutti i cittadini e per tutelare la salute di tutti quelli che vengono qui a visitare questo gioiello unico al mondo.